Io sono dell'idea che se viene in testa un tale della famiglia Agnelli di comprare i diritti di Proust. Il documentario di Marco Segato dal titolo L'uomo che amava il cinema, presentato in Sala Perla qui alla Mostra del Cinema, racconta la vita e l'attività professionale di un grande e insuperato amante del cinema, un punto di riferimento, un nome tutelare per un'intera generazione di cinefili. Pioniere dei cinema club e collezionista di film, faccia da bad guy come quella degli attori che amava, pur essendo una delle figure centrali per la storia del cinema italiano, rimane ancora oggi un nome sconosciuto ai più. E il film racconta la storia di Piero Tortolina, che è stato tante cose, è stato un collezionista di film, un animatore culturale, un critico, un programmatore, insomma tantissime cose. Il film cerca in qualche maniera di raccontarne le vicende, la storia, insomma, che è una storia che è partita da Anicatì, dove è nato, ma che poi tutto sommato è incentrata a Padova, dove si è trasferito fin da piccolo, dove ha fondato Cinema 1, che è un cineclub storico non solo per la città ma un po' per tutta Italia, e dove negli anni 70 ha cominciato ad accumulare film e che ha costruito questa cineteca, questa collezione anche privata, che è stata una delle collezioni più importanti del nostro paese. Collezione che ha alimentato i cineclub italiani per 20-30 anni, fornendo a loro tutti quei film che le cineteche non avevano, che le case di produzione mandavano al macero, insomma, cercando di far vivere anche all'Italia una normalità culturale che in altri paesi esisteva già da tempo. Non direi che fosse un cinefil, però Nel documentario anche una serie di testimonianze di autori, registi, critici e cinefili che hanno avuto il privilegio di conoscere Tortolina. In particolare Carlo Mazzacurati, che gli deve molto nella sua formazione e che ha fatto recitare Tortolina in un suo film. Sì, in realtà ha recitato in ben 3 film di Carlo. Il primo, che è Vagabondi, che è un mediometraggio che ha fatto Carlo, una sorta di esordio, dove Piero faceva una sorta di gangster all'ex macello in carrozzella. Poi gli ha fatto fare una piccola parte in Notte Italiana, parte che è stata tagliata su suggerimento di Moretti, e qui c'è un divertente aneddoto raccontato nel film, e poi un pezzettino nella Giusta Distanza, che è un film dove io ho fatto anche l'assistente alla regia, dove ho fatto addirittura il primo provino a Piero per la parte all'epoca, ricordo, e dove interpreta il ruolo del giudice. Ma Carlo l'ha scelto oltre per l'affetto enorme che provava nei suoi confronti, ma perché è uno dei tanti che poi è stato influenzato dai film che Piero programmava in città, ma anche perché aveva quella faccia che sembrava uscita da un film di Humphrey Bogart o di Hawks, insomma, no? Aveva proprio la faccia da caratterista di noir americano, sì, o il vecchietto, no? di Un dollaro d'onore, i film con John Wayne, aveva degli elementi molto cinematografici, e poi si portava dietro una tale memoria del cinema che oggi nel mio film fortunatamente riusciamo a recuperare, quindi è una cosa particolare, ecco. Sorprendente. non è stato ispiratore, è stato di più. L'eredità artistica e professionale di Tortolina è passata alla Cineteca Nazionale di Bologna, a cui l'uomo che amava il cinema ha ceduto la sua immensa collezione. La collezione di Piero, Piero l'ha venduta alla Cineteca di Bologna a metà degli anni 90, quando ormai gli era chiaro che non poteva più conservarla, mantenerla, insomma erano cambiate le regole del gioco, se vogliamo, era finita l'epoca dei cineclub, non c'erano più tante richieste e soprattutto i film, come lui stesso riconosce in un'intervista che gli ha fatto Bertolucci, più li distribuisci più li rovini, perché la pellicola è un materiale deteriorabile, quindi a forza di proiettarlo si rovinava, e lui era consapevole di questo, cioè che li faceva vedere ma allo stesso tempo li distruggeva. Nel momento in cui li ha dati a Bologna, che è una cineteca tra le più importanti non solo in Italia ma nel panorama europeo, ha la possibilità anche di fare dei restauri e delle copie, e ha la possibilità sia di conservarli che poi di stamparli e farli circolare. Del servizio segreto inglese. Questo documentario sulla passione inestinguibile che ha animato per tutta la vita Piero Tortolina, ingegnere, corsaro e palombaro del cinema invisibile. Era il conservatore meno conservativo, meno mummificato esistesse, l'elasticità di chi capiva